Palacicogna di Ponzano, arriva la formazione scaligera di Mister Bottini, in fiducia dopo 2 vittorie consecutive. Montello per consolidare il primo posto e restare a +2 sull'Arzignano che insegue. Con Udino Baggio per Roblox, ci siamo, Montello Pupi. Buxa, si accentra, cerca il compagno dall'altra parte, Leandrino con la coscia, Bertoni ancora dentro da Leandrino che ha spazio, Posarelli con il petto. Boin osserva il movimento, palla bassa che rimbalza, interviene Dalla Valle, ancora Pupi in avanti con il 10, Dalla Valle il diagonale. Bertoni può avanzare, a destra c'è Coppe, si ferma Bertoni, poi serve d'esterno, Coppe per Leandrino, il tocco sotto morbido, bellissimo di Leandrino, ottima l'azione costruita da parte del Montello. 1-0 per la squadra di mister Donisi. Mette giù Nicolati, dentro c'è Panziera che si muove fuori, Coppe, una finta, va sul sinistro, Coppe, la conclusione deviata, che beffa il povero Federico Posarelli che non può nulla, si era già buttato a destra, la palla entra alla sua sinistra, 2-0 Montello. Coppe ruletta e poi cerca l'anticipo del compagno, ma arriva invece l'anticipo di Dalla Valle, intelligente a destra, in mezzo subito dal numero 25 Matteo Bortolotto, accorcia le distanze il Pupi, ma tutto nasce dalla giocata intelligente di Dalla Valle. Masotto cerca Buxa, alle spalle come un treno arriva Taca, controllo, poi va da Fantin, esterno della rete, Buxa a impostare, attende il movimento di un compagno, arriva adesso il taglio di Masotto che poi va via, bravissimo Masotto con la palla dentro, accomoda, in porta, questo cioccolatino offerto da Masotto, il numero 15 Elvir Zukic che fa 2-2, trova il suo secondo. Coppe lo attende Battistello, Coppe accelera, sgasa sulla destra e se ne va e libera per il destro di Bertoni che arriva addosso al portiere. Leandrino, Coppe, il taglio di Leandrino, servito perfettamente Leandrino, una finta e poi il destro di Panziera, indietro di Coppe, Coppe ancora da Leandrino, una finta, salta l'uomo e poi in caduta con la mano d'appoggio, mano di Battistello, calcio di rigore. Leandrino contro Posarelli, arriva il fischio, lunga rincorsa di Leandrino, lento, poi accelera Leandrino con il destro, Posarelli si tuffa sul pallorosso a destra e compie una splendida parata, intervento da Mixcard di Roblox, grandissimo Posarelli a salvare i suoi, tanto il traversone, e proprio per le Mixcard non perdetevi tutte le informazioni nel link in descrizione. Buxa, sinistro deviato Dalla Valle al volo, sempre la scelta giusta, Zukic, Masotto da solo, Boin, Panziera, ritorna dal numero 2, a sinistra c'è anche Taca, prova il destro, vuole il 1-2, invece Leandrino sceglie di andare da solo, il destro di Taca, supera ancora, sterza, c'è Leandrino in appoggio, vuole l'1-2 con Panziera, si chiude, e sulla alla porta, su di lui, prova con il tunnel per Masotto, deviazione, Dalla Valle carica, Leandrino, Taca, per arrivare il taglio di Leandrino, arriva invece l'1-2 che si chiude il triangolo, Taca, attraversa, vicino al 3, Taca, cerca la palla morbida per la semi-rovesciata di Leandrino, trova solo un attento Dalla Valle che fa ripartire su maglia bianca, Dalla Valle taglia tutto il campo e accomoda per il tappin vincente di Matteo Bortolotto, è avanti il Pupi al Palacicogna, 3-2, Coppe, Bertoni a destra, appoggio proprio al numero 15 che carica il destro, Leandrino sul tappin, Dalla Valle, Buxa di prima, ci mette il piede Coppe, Leandrino l'aggancia comodamente, Leandrino se la sposta sul destro, allo spazio, incrocia, 3-3, pareggia subito la squadra di casa con il numero 10 Leandrino che quando serve ci mette la freggio, va bene solo al Pupi. Leandrino ne ha 2 su di lui, l'appoggio ad Ep può caricare il destro, ancora Leandrino che ha spazio, Bertoni con l'esterno accomoda in porta il gol del 4-3, da sotto di 1 a sopra di 1 il Montello, l'unico uomo Dalla Valle è rimasto dietro, Coppe può puntare, c'è anche Leandrino, Coppe va proprio dal 10 addosso Posarelli, ancora Leandrino, ancora Posarelli, Buxa l'appoggia, Masotto, una finta, evita l'intervento di 2 avversari, Masotto con questa palla a rimorchio, ci arriva, 14 secondi al termine, la palla lunga, presa da Posarelli, vuole andare da Masotto ma consegna direttamente a Taca, palo di Taca, il grande rammarico e l'amarezza di Buxa e compagni, game over intanto dal Palacicogna perché oggi nonostante la sconfitta su misura per 4-3 ha dimostrato tanto, mettendo in seria difficoltà un Montello che però è stato lucido, solido e compatto, soprattutto nel momento di difficoltà, recuperando la partita e portando a casa altri 3 punti importantissimi.